Dici tu quando fissiamo. Prego. Va bene, quindi sono passati circa 10 minuti e quanto vado? Sì, 10 minuti. 10 minuti e quanto vado. Quindi spegniamo la macchina In cui sì, automatico. Facciamo un riassunto prima della ricetta. Cosa abbiamo messo qui quindi? Cosa c'è? Abbiamo messo la semola e l'abbiamo lavorata per conto suo da sola per evitare che poi con l'unione con la farina si formassero dei grumi. Adesso con la retta allora, 400 grammi di semola avevamo messo 4 kg di semola. 4 kg. Adesso la dobbiamo togliere da lì. E acqua un po'. Un po' di acqua. Quanto ne avremmo messo di acqua? Mezzo litro? No, di più. 4 kg. Minimo ne ha messo 1 litro e mezzo. No. Sì, 1,8 kg. Un litro e mezzo. Quasi 2 litri di Sì. acqua. Però contemporaneamente, mentre parliamo, Riccardo adesso si dà da fare e quindi toglie come le si mani. toglie? A mano. Aspetta, scusa. Allora, se ti sei lavato le mani col sapone, Sì. poi devi, non deve rimanere traccia di nessun tipo di profumo. Allora, lavarti, risciacquati con acqua calda. Sì, bene, sì. E così che pure con la fascetta. Quale? Si sporca. Vabbè. Allora tiratela su. Non posso. Sì. Un braccialetto. Così va bene, no? Le mani posso tenerle un po' bagnate o me le lascio? No, normalmente, anche bene. Guarda, così. Prendi. Io prendo. Sì. Prendo. Ok, metti. Adesso bagnati un po' le mani, così, sì. Sì. Ok, Perché così la presa è migliore. No. Allora tutto questo La lavoro, farina. stavamo dicendo, che veniva fatto a mano dalle donne che si alzavano, praticamente andavano a dormire con le galline, seguendo sempre il ritmo circadiano, che era una cosa naturale, dovuta anche al fatto che magari non c'era elettricità, eccetera, nei tempi che furono, e si alzavano praticamente la notte e facevano questo lavoro la notte. Dopo mezzanotte, intorno a mezzanotte, si alzavano, no, dai, tanto no. E lavoravano. Solitamente questo lavoro non si faceva mai da solo, erano sempre minimo 3 che facevano questo lavoro, perché questo impasto che adesso ha fatto la nostra brava macchina, prima veniva fatto con olio di gomito, come si suol dire, cioè il gomito Che usiamo adesso? lasciamo lì. Che adesso useremo, no? Sì. Aspetta che faccio un attimo. È tutto, no, manca un po'. Aspetta. Ecco. Sì. Aspetta. Che riesco così. Adesso bisogna... Com'era nei paesi la situazione? Tutti si potevano fare il pane, erano diffusi forni a legna, no? Cioè, Forza, pulisci. quello in cui poi noi lo faremo. Fai così. Prendi il po'. Ok? Allora, non tutti potevano permettersi di fare il pane, perché era una prerogativa di chi? Di chi aveva il grano. Qualcuno si poteva anche comprare il grano, ma solitamente erano i contadini che col grano poi panificavano e poi magari davano anche a livello di baratto, magari al pastore, al capraro che non aveva che magari dava latte o formaggio. E allora il contadino, non tutti avevano il forno, però Adesso questi la lasciamo contadini riposare. che avevano il grano. Quindi adesso la lasciamo riposare. Ma è un po' appiccicosa, no? No, perché va lavorata nuovamente. Ok. Adesso Siamo all'inizio della lavorazione. Adesso Allora, ripesiamo. dobbiamo pesare. Allora, cominciamo con questo. Poi stavi parlando dei pastori, ho sentito, no? Aspetta un attimino, vediamo, guarda il chilo quanto c'è. Ancora? Ancora un po'? Ancora? Dai, poi lo Un vediamo. chilo. No, c'erano 800. Allora, la ricetta dell'80, 20, 4, 2, eccetera. Diciamo che non è a grammatura, non stiamo facendo... occhio. No,
può essere leggermente in più, leggermente in meno. Metti quello qua. Adesso, guarda qua, guarda. Sì, un altro chilo. Sono 2 kg, basta così. Quindi erano 4 kg di Sì. semola e 2 di E farina. 2 di farina, sì. Dai. Giusto. Come proporzioni. Sì. Fatto. Sì, è una proporzione che però Ok. è suscettibile di variazioni, perché poi ognuno ha le sue quantità. Potrebbero essere 75, 25, eccetera, in riferimento a 10 kg, il 75%, il 25%, oppure l'80, il 20%. Sì. Ognuno dipende da come lo lavora e dai risultati che ottiene. Naturalmente è importante anche la quantità, la qualità del Adesso mettiamo nuovamente un po' di acqua. Per portare sono 2 kg, praticamente ci vuole 1 litro di acqua. Però con All'incirca. l'umore di fondo non si sentono le voci, vero? Sì. Vabbè. Usiamo l'acqua, un po' metà del giù. Ricordiamo sempre acqua sterilizzata. Certo, Perché? perché evitare, per evitare le muffe, le muffe, soprattutto le muffe. Sì. Perché poi rimane il pane, quanto dura più o meno? Può durare. Può stare anche un paio di settimane. Sì, può durare, Un mese? però Beh no, lo devi tenere in frigo. proprio fresco. Soprattutto d'estate. E invece su Vani Galasao questa specialità sa del pane fine o pistocco, che differenza c'è? Sull'istocco la differenza è che va informato 2 volte. Invece pane Galasao? Allora il pane Anche il pane. praticamente sono 2 pani di semola, solo semola, non c'è l'aggiunta di farina. Ok? Solo semola. Dipende, allora, Poi praticamente il sistema non diciamo che è quasi uguale, no, è diverso, allora, tutto l'impasto, semola, eccetera. Su Vani Galasao metti una sfoglia, che poi lo vedremo magari, una sfoglia di pane tipo quando fai la pizza, Sì. lo butti al forno, si solleva. questo diventa una palla, Sì. si gonfia, diventa una Quindi palla. Tu la togli, questa No. palla si sgonfia e la tagli. lo vedremo, quindi da qua lo facciamo. No, dai, è un altro lavoro che devi No. fare. Ah, pensavo che ne togliessimo Questo è per per vediamo. una parte, no. Sì. Invece rifacciamo tutto il procedimento. Claretta, però un panetto si potrebbe togliere da lì, No? di solo semola, Sì, Per però fare dopo un- che metto il sale. per fare una sfogliata di pane Sì, Galasao. Sì. per provarlo, Vabbè. certo. Lo facciamo. Perché lì metti, No, non posso. poi togli, Come fai? spilli, lo tagli e fate su pane Galasao. Sì, sì. Ah, ci sono diversi video che fanno vedere questo pane Galasao. Hai in mente un'altra? Sì, perché non li avremo. Quindi è importante che non faccia tutti i grumi queste cose. Ecco, quello è un lavoro fatto per quel motivo lì. Lo faccio per questo motivo. Evitiamo. Allora, originariamente quando facevano il pane le nostre brave massaie, mettevano tutto assieme, però, ripeto, è la mano Lo lavoravano. che dà la lavorazione perfetta. Capito? Prima in una scivella come questa mettevano l'acqua, amalgamavano tutto, poi prendevano dei pezzi da chilo, così, vedi? Erano questi pezzi, li lavoravano, Sì, nel tavolo, nel tavolo. si da che non diventava come questo, perché è morbido, lo vedi? Sì, sì. Lo vedi? E noi abbiamo risparmiato questo. Allora, dal momento che, vedi? Vedi? Questo è già, lo vedi?
Allora, in certe famiglie c'era un'impastatrice artigianale fatta completamente in legno. Io l'ho pure vista, le vedi in qualche museo etnografico. Impastatrici completamente in legno. Ma era di poca gente avere quell'impastatrice. E allora si aiutavano con queste impastatrici con rulli, eccetera, ingranaggi vari, tutto in legno. Bellissimo. Perché già una lavorazione col metallo, se tu vai a guardare quello che è tutto un evento naturale, già un acciaio è un qualcosa di costruito dall'uomo, no? È fabbricato, tra virgolette, dall'uomo. Allora l'impastatrice in legno era meravigliosa. Quindi quanto dobbiamo aspettare? Ancora 5 minuti? Sì, deve amalgamarsi. Quindi possiamo un attimino interrompere, 5 minuti.